Buona giornata a tutti su Media News Europe. Apriamo il giornale con le tensioni sul governo dopo il voto in Abruzzo. Il risultato negativo del Movimento 5 Stelle fa crescere il malumore contro gli alleati della Lega. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis sottolinea che il caos sulla manovra ha fatto danni. E l'Europa intanto interviene sul caso Banca Italia e dice rispettare l'indipendenza. Il voto in Abruzzo ha penalizzato il Movimento 5 Stelle nonostante la presenza costante del leader e vice premier Luigi Di Maio in campagna elettorale accanto alla candidata Sara Marcozzi, con altri nomi di spicco tra i pentastellati come Alessandro Di Battista. Il partito guidato da Di Maio alle politiche del 4 marzo aveva fatto il pieno di voti, arrivando al 39,9%, mentre alle regionali del 2014 era arrivato al 21%. La fuga in avanti della Lega, che in Abruzzo ha ottenuto il 27,5%, non compensa il calo del Movimento 5 Stelle. Sommando le percentuali infatti ottenute al voto di domenica, i due partiti di governo arrivano ad un consenso del 47,2%. La somma di Lega e Movimento 5 Stelle alle politiche 2018 era del 53,8%. Intanto il Presidente del Consiglio Conte ieri in visita a Cagliari ha rassicurato sulla tenuta dell'esecutivo, garantendo altri 4 anni alla guida del Paese.